L'altro, quello dell'oratorio, io l'ho detto chiaro e tondo, anche se ci sono state polemiche. Io non sono contrario al progetto dell'oratorio. È che il progetto dell'oratorio va visto con calma, non va fatto con quella premura con cui è stato fatto, firmati accordi, eccetera, che non si sa quali erano gli obiettivi. Se è possibile fare il parcheggio sotterraneo, si faccia. L'oratorio va rimesso in ordine, non può restare così, però ci devono essere delle garanzie. Se è possibile mantenere il campo sportivo per i ragazzi e avere anche il campo, ci sono le possibilità, non è mica che sia tutto impossibile. Il problema vero qual è? Quello che è stato fatto l'esame del sottosuolo, è stato fatto il calcolo di quanto viene a costare fare un piano di parcheggi sotterranei, farne 2, farne 3, perché se fai un piano solo il vantaggio non so quale sia. E i cosiddetti privati che fanno il progetto di finanza all'interno dell'oratorio, ma ci sono. Se non hanno la conoscenza di qual è il sottosuolo, se il sottosuolo è tale come pare, perché lì è la zona praticamente una zona in cui c'è la falda che corre lì, cioè se tutto è possibile farlo, anche dentro un lago si può fare un parcheggio, però quanto costa? Il problema è quello dei costi. Il privato per investire deve avere un giusto rapporto tra utili e investimento che fa. Cioè non esistono i privati che fanno i missionari,